Amici di Mattoscacco, buongiorno, sono felicissimo, sono gasatissimo, finalmente oggi posso dirvi una cosa che mi tenevo dentro da più di un anno circa. Allora, voi sapete che noi di Mattoscacco siamo alle prese con la divulgazione di questo bellissimo mondo degli scacchi qui sul canale YouTube, nell'Accademia riservata di Mattoscacco. Da marzo dell'anno scorso spediamo anche scacchiere, pezzi di scacchi, orologi, tutto il materiale, insomma, l'occorrente per giocare a scacchi. E abbiamo anche pubblicato diversi libri con il grande maestro Andrea Stella, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora un anno fa circa mi contatta la Mondadori. Io quando ho tempo libero vado sempre a farmi un giro in libreria. In libreria credo che sia il posto più bello. Attualmente in libreria materiale scacchistico non lo trovi, a meno che appunto ne vai nelle librerie dedicate agli scacchi. Ultimamente, non so se ci avete fatto caso, sta scoppiando questo mondo qui del mondo degli anime e dei manga, quindi anche in libreria adesso c'è anche una sezione dedicata a quel mondo lì e spero veramente in un futuro prossimo che nelle librerie ci sia proprio uno scomparto dedicato al mondo degli scacchi, anche perché gli scacchi, lo sapete, lo vedete, stanno diventando sempre più pop a livello popolare. Ogni tanto arriva anche qualche notizia al TG, in TV, quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta. Mi contatta appunto Mondadori dicendo: Christian, tu che sei il fondatore di Mattoscacco, ci piacerebbe che tu scrivessi un libro. Ora, abbiamo già appunto fatto tante cose sugli scacchi, abbiamo già fatto anche tanti libri sul mondo degli scacchi e la vera sfida era cercare di fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, di non essere il classico libro di scacchi, il classico manuale di scacchi. E fu così che nasce l'idea di questo libro. La tua mossa vincente. Aspetta che ve lo faccio vedere. Spero che si veda. Edito da Mondadori Electa. Adesso è in pre-order, poi vi lascerò tutti i link qui sotto. E poi sarà in libreria dal 15 di aprile. Allora, in che cosa... qual è l'idea differenziante di questo libro? Non è il solito manuale di scacchi. Sì, c'è ovviamente una parte iniziale velocissima e brevissima con le regole del gioco, come si muovono i pezzi, qual è lo scopo del gioco, lo scacco matto, lo stallo, eccetera. C'è ovviamente poche pagine dedicate a questo. Perché? Perché questo libro in realtà è stato creato più per chi ha ben superato quella fase iniziale delle regole del gioco e vuole migliorare. Quindi non è il solito libro appunto dove c'è l'ABC, ti dice qualcosina sull'apertura, ti dice qualche tema tattico come inchiodatura, infilata, deviazione del difensore, cose varie, ma questo libro vuole addentrarsi un pochettino più in profondità. Perché? Perché noi ascoltiamo sempre i feedback di chi partecipa alle nostre iniziative, anche chi ha acquistato nostri libri in passato o anche i libri di altri. Quello che io, diciamo, la problematica più comune e il feedback più comune, guarda, io ho comprato il manuale di scacchi, però bene o male ha detto proprio già le cose che sapevo, magari ho imparato qualcosina di nuovo, ma a me serviva quello che viene dopo, cioè a me serviva avere delle conoscenze per capire poi cosa fare. Cioè ho fatto l'apertura, ho sviluppato i pezzi, ho fatto quelle robe lì, poi a un certo punto non so più cosa fare. Nel mediogioco mi blocco, non ho idee, muovo a caso perché non so che cosa fare. Che faccio? Ecco, questo libro, La tua mossa vincente, ha proprio l'idea di andare a toccare soprattutto quella parte lì. Certo parliamo di aperture, parliamo di mediogioco e parliamo anche di finale, ma l'idea è proprio cercare di rendere lo scacchista consapevole. Ci saranno anche delle parti importanti sulla psicologia, fondamentale. Ci sarà una parte su come allenarsi coi motori, fondamentale. Quindi ci saranno parti anche descrittive, ma ci saranno parti proprio anche analitiche, dove il mio consiglio più totale è quello di metterti con una scacchiera di fianco e di seguire questo libro con la scacchiera. Sono 240 pagine dove veramente le prime pagine sono sull'ABC. Abbiamo dovuto inserire per forza perché qualcuno che compra questo libro partendo da zero ha bisogno di sapere le regole del gioco. Però diciamo l'idea è proiettata un pochettino in avanti a chi le regole del gioco le conosce già e vuole approfondire e fare il passaggio di qualità. Diciamo che questo libro può andare bene a chi ha un punteggio online fino a 1500 punti, particolarmente adatto appunto dagli 800 punti in su, dove inizi a capire un pochettino bene quello che bisogna fare all'interno delle proprie partite.
E quindi questa, diciamo, è stata l'idea, secondo me, differenziante. È un'innovazione? No, quindi è un manuale comunque che parte da zero, ma con l'idea di portarti a dare qualche informazione in più rispetto a quello che c'è nei soliti manuali, con i soliti concettini di apertura, di mettere in comunicazione le torri, e l'inchiodatura si fa così, e l'infilata si fa così. Sì, ma poi come le faccio queste cose io all'interno delle mie partite? Finalmente oggi abbiamo questo libro. Bene, allora il libro è in prevendita, è in preordine. Che cosa significa? Vuol dire che il libro sarà disponibile dal 15 di aprile in libreria, però lo puoi già prenotare. E tu dici, ma che fregatura è? Lo prenoto, lo pago già e non mi arriva? Sì, però attenzione, che ci sono due vantaggi. Il primo vantaggio è che c'è uno sconto sul prezzo di copertina, quindi da qui fino al 15 aprile in prevendita c'è uno sconto. Ma abbiamo anche deciso di inserire un bonus per chi lo ordinerà in prevendita. Quindi, una volta acquistato, basta mandare la ricevuta, uno screenshot della ricevuta a questo indirizzo email, la tua mossa vincente @gmail.com, e a quel punto riceverai via email il bonus. Non ti dico cos'è, ma è qualcosa che secondo me ti sarà molto 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 utile. Sono felicissimo, ragazzi, sono felicissimo perché cercare di dare il mio contributo, e sicuramente con una casa editrice così forte e con le spalle grosse, questo contributo potrà essere molto molto sparso a macchia d'olio. Spero veramente di cuore di aver fatto un ottimo lavoro. Ora io so che c'è, diciamo, la perenne insoddisfazione dell'autore, no? Che è arrivato al libro e dice, ma potevo fare di più o ho fatto abbastanza? Ecco, io penso veramente di aver dato il massimo. Mi ricordo la sera prima che il libro andava in stampa, mi hanno detto, Christian, domani andiamo in stampa, se c'è qualcosa che vuoi modificare fallo adesso, altrimenti non potrai più farlo. E quella sera lì stetti al computer fino alle 5 di notte, ho riletto il libro non so quante volte, mi usciva da ogni parte, è stato veramente difficile, è stato un parto, è stata una prova anche per il reparto della grafica, perché comunque inserire i diagrammi di scacchi, questi diagrammi hanno le coordinate, eccetera, eccetera. Poi per chi appunto non se ne intende di scacchi è stato tosto anche per loro, è stato difficile impaginarlo perché comunque c'è del testo, ci sono degli diagrammi, è pieno zeppo di immagini, tutto a colori, quindi è stato veramente, veramente una bella sfida e spero veramente di cuore che possiate apprezzare questo lavoro. Niente, io vi lascio in descrizione tutti i link. Sono, ripeto, felicissimo, sono ultra felice di questa opportunità che ovviamente, come tutte le opportunità, comporta anche una responsabilità. Spero di aver dato il massimo, spero di aver fatto bene e ragazzi, se volete supportare Matto Scacco, vi lascio il link per ordinarlo. Secondo me portate a casa un libricino che vale la pena di avere nella vostra libreria. Grazie ancora a tutti ragazzi, ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!